sogni d'amore per poterti adorare proprio come vuoi tu. Dovrei eliminare l'orgoglio e l'amore per poter sopportare che non mi cerchi più. La questione del sesso si è bocciata e promosso tutto quel che hai richiesto, io ne voglio di più. L'importante è che adesso io ti faccia soffrire, tu possa vedere l'effetto che fa. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Dovevo non lo so quel che volevi tu, dovevo non lo so farlo ora mai più, dovevo non lo so quel che volevi tu, dovevo non lo so farlo ora mai più. Grazie mille, buonasera e benvenuti al Queer Party, al Queer Show. Fate un applauso a voi stessi per cortesia, perché così vi sta andato un momento. Adesso ci avete fatto caso, ma siamo emozionate come delle scimmie. Fate un applauso a Golden Lady e Lucrezia Orgia. Dopo un sacco di tempo, a proposito, Golden, come va? Tutto a posto? Sì, tutto bene, oggi tutto bene. Pieno, guarda. Meraviglioso. Si impara. Si pari, oh no? Può andare meglio. Dov'è il tuo banco, Marco? Meglio, lo sappiamo benissimo. Passami un attimo che chiedo una cosa. Lucrezia. Tutto a posto tu? Non mi vedi? Sei senza parole come me? Molto. No, perché voi non lo sapete, però fra poco lo saprete. La cosa che ci ha lasciato senza parole è che stasera qui abbiamo qualcosa di eccezionale. Non diciamo niente, io lo presento perché loro non si sentono in grado neanche di dire il nome. Ladies and Chesterfield. Fate un no di aspettativa, se no mi sento sola. Costantino Sanna. Sei meravigliosa! Brava tesoro, brava! Vai Constance! Penso che è stupendo restare al buio abbracciati e muti, come pugili dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai perduti e che tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è finita. I migliori anni della nostra vita. Buonasera a tutti, grazie, benvenuti. Vi chiamiamo qua la mia collega. Dov'è il tuo micro? Ah, La tua coccogliona! aspetta, facciamo pulizia. Sì, fai pulizia che qui a me. Finalmente
Senti questi suoni perfetti stasera, che cosa è successo? Fate un applauso per cortesia, dai. Cappellino stasera si era impegnato però. Cappellino! Figlio di cosa? Vai la mele! Cappellino! Allora, devo essere sincero. Sì, dai. Allora, abbiamo fatto questo stacchetto così al radio stasera. Sì, stasera abbiamo voluto fare le originali. Esatto. Allora, solitamente rimanevamo d'accordo. Maledetta, mi stai ascoltando? stai Sì. ma porco... Solitamente si rimaneva d'accordo che io ti aspettavo, tu mi portavi la cartelletta, però tu sei uscita prima di me. E poi soprattutto non sono la tua ziracca, quindi... Ecco. No, neanche... Cominciano a prendere confidenza. No, E in quindi- realtà, solo il fatto di portarti la cartelletta non era essere la tua ziracca, mi faceva anche piacere perché così leggevo le cose e ero pronta. Invece stavolta... No, però è eccitante che tu mi faccia la servetta. Mi piace questa Molto. cosa. Poi stasera sei molto aggressiva con questo rosso così. Sono fetish a manetta. Esatto, molto mistress. Molto. Però dicevo, questa cartelletta chi ce la porta? La cartelletta credo che sia il caso, dai, presentala tu che la porta lei. Io sì, perché lo so che tu sei affezionato. Lei è contenta quando la presento io però. Felicissima credo. Posso usare Ladies and Chesterfield? Se te la senti. Signore e signori, Ladies and Chesterfield, la nostra opinionista Vanessa! L'applauso. Where is? Vanessa. Guarda che sta arrivando. Dai, applauso di nuovo ancora. Sei eccezionale. Vanessa! La nostra opinionessa, vero? Vediamo se sa cosa deve fare, vai. Vediamo se sai cosa devi fare. Cazzo, sembra Marisa Laurista, oh, cazzo. L'inchino. Vai avanti. Brava! E anche stasera battezza questo palco. L'ha fatto da diva oltretutto, perché non so se c'è cosa, non è che ha fatto il solito. Ha fatto Mica fa, scusa, le solite cose che fai tu, E lei è il materiale che Beh sì, esatto. Stasera fa molto mattina, sì. Mindy. È vero. Allora, Beh, l'accompagno io allora sì, accompagna Prego. perché credo che nel frattempo sia il momento di dare inizio o di, diciamo, di introdurre uno dei momenti più attesi dei... Sì, lo so. Stavo facendo finta di non sapere. No, diciamo che credo che sia il momento di dare inizio a uno dei momenti più attesi del Queer Show e del Queer Party in generale, tanto che la gente ha visto la sigla su YouTube e tutti che dicono dai, mettete anche le puntate. No, per vedere le puntate bisogna venire. Ti viene a fare dei bella bocca, Guai, che oggi sono aggressiva. A tutte e due, una e l'altra. Niente. Scherzo naturalmente, non sia mai. Io sono contro la violenza nei queer show. Ma dicevo, guarda, non ride nessuno, No, l'ho visto. sono diventata una merda. No, che viene Fantastica! Vabbè, giusto, ma... Per cortesia. No, comunque, diciamola veloce perché dicevo, per vedere le puntate di quello che stiamo per far vedere, bisogna venire qui ai Queer Show, perché poi su YouTube non mettiamo una mazza, quindi... Oppure comprarsi DVD. Ma già mai capito che tipo di... Ti ho capito che tipo di DVD ti compri tu, No, sono quelli dei marocchini. Bravo, sempre solo quello. Che interracial! Dicevamo, tutti mettete su YouTube le puntate, mettete le puntate su YouTube, no, perché bisogna vedere qui, ditelo anche agli amici, portate gli amici ai Queer Show. Comunque direi basta cazzate Costantino, chiamiamo un attimo Golden Lady e Lucrezia Orgia sul Ecco palco, qui. così. Ovviamente dovrebbe scattare l'applauso. Ecco, Spontanissimo sì. e se no poverine si sono vestite l'albero di Natale per